Mario Messina, allora, una vittoria non ancora confermata, ma i numeri sono talmente larghi che diciamo aspettiamo soltanto l'ufficialità. Catania continua a rimanere nelle mani del centrodestra, che adesso si ritrova ad avere un governo monocolore a Catania, nella regione e nella nazionale. Quanto è importante per voi diciamo, questa continuità per poter rilanciare Catania dopo gli anni obiettivamente molto bui? Guarda, è una bella soddisfazione, una vittoria di fatto che afferma quella che da più tempo ripetiamo, che la luna di miele anche con il governo Meloni non è semplicemente durata poco tempo, ma sta continuando, per fortuna, perché i nostri concittadini stanno vedendo che il centrodestra quando governa fa le cose. Adesso ci attende un grande lavoro, perché è chiaro che la vittoria è solo l'inizio di un percorso che ci dà grande responsabilità nei confronti dei nostri concittadini e quindi dobbiamo lavorare intensamente come abbiamo sempre fatto. Noi ci mettiamo la faccia e non ci spaventiamo appunto di lavorare. Un altro dato che emerge è che il centrodestra quando va compatto vince sempre. Sappiamo che a Catania ci sono state delle problematiche iniziali per mettersi d'accordo, questo è un altro dato che emerge, però insieme al forte astensionismo, quasi il 50%, quindi una persona su due non è andata a votare. Come possiamo riportare le persone alle urne? Con il buon governo, con le risposte, come dicevo prima, con il lavoro, la gente purtroppo si è allontanata molto dalla politica, anche perché ormai da troppo tempo abbiamo anche governi tecnici, non abbiamo governi politici. Finalmente abbiamo un governo politico nazionale, abbiamo un governo politico alla regione e un sindaco scelto dagli elettori a Catania, ma in tante altre città. La gente vuole vedere la politica al servizio dei cittadini. Noi dobbiamo tornare, così come stiamo facendo ormai da diverso tempo, al servizio appunto dei nostri concittadini e dare risposte concrete per dare loro una vita migliore e un futuro, soprattutto ai tanti giovani che anche loro aspettano risposte da tanto tempo. In ultimo un dato personale su Enrico Trantino, un giudizio sulla persona. Il giudizio l'hanno dato gli elettori, io l'ho dato prima perché ovviamente è stato scelto da Fratelli d'Italia, perché avevamo la convinzione che fosse la persona giusta al momento giusto. Gli elettori ci hanno dato ragione, questo risultato ci dà conferma che l'azione messa in campo anche in pre-campagna elettorale del resto era quella più giusta, quindi Enrico Trantino rappresenta Catania e saprà fare un grande lavoro tutti insieme ovviamente, perché è chiaro che non lo lasceremo solo in questa bellissima avventura.